Euroregioni News. Treviso, Pordenone, Udine, prima area per i mobili in Italia. Una tournée che ha toccato anche il capoluogo del Friuli, in Palazzo Torriani a Udine, per il presidente nazionale di Federlegno-Arredo Emanuele Orsini. Ha incontrato il presidente Massimiliano Fredriga, insieme ai presidenti dell'associazione di categoria Legno Arredo Locali, con Franco Di Fonzo, presidente di Cluster Arredo. Che una delle manovre che noi abbiamo chiesto l'anno scorso è che diciamo che è stato fatto con decreto ministeriale proprio sul tema dei trasporti, quello che diceva lei è nel ragionamento del poter utilizzare anche i nostri boschi italiani. Se lei pensa che oggi stiamo importando 8 miliardi di materia prima, dove la stiamo facendo girare per milioni di chilometri, dove noi siamo il terzo paese, no? Dove come diciamo proprietà boschive, che quindi avremo la possibilità di produrre lavoro in casa e quindi faccia conto circa 160.000 posti di lavoro, ed evitare di importare 8 miliardi di materia prima, credo che questo sia uno dei primi passi avanti che sia stato fatto. È logico che su questo si deve lavorare, perché la politica deve credere a progetti a lungo termine. Noi imprenditori ci dobbiamo mettere insieme per poter creare delle filiere regionali, per poter fare dei prelievi regionali, però io credo che le possibilità ci siano, insomma le regioni ci stanno seguendo, gli incontri anche che stiamo facendo come oggi incontreremo anche il nuovo presidente regione Friuli Venezia Giulia Papa Apostolo, per poter creare insieme delle politiche regionali come abbiamo fatto con l'Emilia Romagna, la Lombardia, le Marche, per poter costituire dei tavoli di lavoro per evitare che ci siano norme e leggi di attuazione diverse per il nostro paese, che in ogni modo il nostro paese si deve vedere, si deve confrontare con il resto del mondo e neanche con l'Europa, ma con i paesi extra UE. Quindi per noi è importante fare il sistema e da qui si deve partire. Il 2017 si è chiuso in crescita sia in Friuli Venezia Giulia che nel resto dell'Italia. Il settore del legno, dell'arredo ha dato dei buoni risultati. Questa cosa ci dà una grossissima mano a noi industriali per andare avanti con le scelte e con le direzioni che avevamo intrapreso, anche se abbiamo una certa preoccupazione per quello che riguarda sia la Russia che gli Stati Uniti. Diciamo che sono due nazioni dove per motivi diversi è stato instaurato un certo blocco e una certa protezione, per cui nei confronti dell'arredo magari in maniera minore, però in tanti altri settori è molto difficile riuscire ad esportare. E le piccole realtà effettivamente sono in grossa difficoltà, soprattutto per l'esportazione. Diciamo che in Friuli Venezia Giulia noi siamo forse un po' più bravi rispetto ad altre regioni, perché con il cluster arredo e il sistema casa abbiamo fatto confluire in reti di impresa alcune realtà che da sole non avrebbero potuto fare attività di esportazione. Queste reti di impresa, 7 reti di impresa del cluster, stanno aiutando tante piccole imprese ad andare all'estero con successo. Da Udine per Euroregioni News, Marco Mascioli. Euroregioni News.